Si dice che ciò che abbiamo fatto solo per noi muore con noi, ma ciò che abbiamo fatto anche per gli altri resta e diventa immortale. Questo è lo spirito e l'impegno dei commercianti delle botteghe quintine, che noi vogliamo ricordare in questo nuovo viaggio di itinerari qui a Quinto di Treviso. Ed eccomi col sindaco di Quinto di Treviso, Stefania Sartori. Buongiorno sindaco. Buongiorno Ida, bentornata a Quinto. Un sindaco che crede fortemente nell'esperienza di acquisto delle piccole botteghe. Esatto Ida, perché le piccole botteghe le abbiamo riscoperte durante la pandemia, ma adesso veramente ci crediamo ancora di più, perché fanno sì che la gente si senta a casa e fanno comunità. Perché spendere nel proprio territorio, oltre che a valorizzare le botteghe stesse, valorizza anche le persone, perché soprattutto nei nostri piccoli paesi ci conosciamo praticamente tutti e qui la persona anziana che va a prendere il pane non va solo ad acquistare il pane, ma va a fare due chiacchiere. Quindi quelle due chiacchiere che poi si porta a casa e l'aiutano a non sentirsi solo. Una responsabilità, sindaco, e un impegno importante che lei si è sempre preso per garantire un indotto sia al paese che a questi commercianti. Attraverso cosa? Allora, grazie Ida per questa domanda. Nel modo che secondo me è più naturale, quello di poter pubblicizzare in un certo senso tutto quello che c'è di bello a Quinto, che non è solo natura, ma sono anche quei bei negozi di prossimità che abbiamo sotto casa noi, ma che vogliamo far conoscere a tutto il territorio, perché abbiamo delle eccellenze con dei negozi storici, per cui ci sembrava opportuno dare risalto con trasmissioni, con eventi, in modo che si possa allargare la conoscenza di questa nostra bella associazione che si chiama appunto Botteghe di Quinto, che è nata oltre 20 anni fa, e quindi complimenti a chi ha pensato a questo progetto che era all'epoca visionario ma adesso più che mai attuale, e per noi, soprattutto per me, è importante che ci siano questi negozi che appunto danno un valore aggiunto alla spesa quotidiana delle persone. E allora andiamo a scoprire il bel lavoro dell'Associazione delle Botteghe di Quinto attraverso la sua presidente. Quanto importante è l'impegno di un'associazione? Lo chiediamo a Chiara Mansur, presidente dell'Associazione Botteghe Quintine. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ida. Quando è nata questa associazione? Allora, l'Associazione Botteghe di Quinto è nata circa 20 anni fa. Più o meno nell'ottobre 2003, da un gruppo di commercianti artigiani del paese, Quinto di Treviso e Santa Cristina, proprio per fare gruppo e creare iniziative per il comune, per il territorio. Ad esempio anche a Natale, è il terzo anno che l'abbiamo fatto, quindi per 3 anni consecutivi abbiamo fatto il concorso di Natale delle Botteghe di Quinto, si chiama Cerca la Stella, dove per tutto il periodo natalizio, quindi tutto dicembre, il cliente che fa acquisti nelle attività aderenti delle Botteghe di Quinto possono partecipare a questo concorso. Poi c'è l'estrazione e la vincita dei vari premi. Abbiamo aderito ad altre iniziative, magari create da Confcommercio, come Bike to Work. È un'iniziativa molto interessante dove le persone che si iscrivono a questa applicazione vanno al lavoro in bicicletta e vengono conteggiati dei punti e poi con questi punti ricevono dei buoni dove andare ad acquistare nelle varie attività che hanno aderito. Quinto di Treviso è un paese che è fatto anche di negozi storici, tutti da raccontare. Sì, Quinto di Treviso ha vari negozi, alcuni dei quali sono storici vuol dire proprio da anni che sono attivi.
E nella nostra associazione, che attualmente conta 60 iscritti circa, alcune di queste attività hanno ricevuto anche la targa dalla Regione Veneto. Come negozio storico, sì, negozi che noi porteremo subito nelle vostre case, con le loro peculiarità, il loro impegno, ma anche la loro bella storia, tutta da ascoltare. Abbiamo visto una veduta di Quinto del 1932. Al giorno d'oggi, Quinto è così. E il nostro filo conduttore storico per questa puntata oggi sarà il professore Eugenio Manzato. Buongiorno professore. Buongiorno. È molto cambiata. È cambiata ma riconoscibile. Certo, insomma, la tradizione come continua ai giorni nostri. Questo era il centro di Quinto in una situazione di case sparse. Questo era l'unico luogo in cui c'erano le case in continuità. Noi lo chiamavamo borgo. Da noi non si veniva in piazza, si andava in borgo. Qui c'erano le botteghe, c'erano gli artigiani e quindi era un po' il luogo, il centro della comunità. Sono rimaste le tradizioni e anche le botteghe, sì, ma che si evolvono nel tempo. Allora andiamo a conoscere, le portiamo nelle case dei nostri telespettatori. Una giornata a Quinto da dove può cominciare al mattino? Naturalmente dal giornaiaro. Marco, ma è proprio vero che qua ci si ritrova bene o male un orario ben preciso, è un punto di ritrovo? Perché? Un punto di ritrovo al mattino, perché apriamo presto, quindi verso le 5:30 qua siamo già operativi e c'è già clientela che viene dentro. Ci si ritrova per parlare anche di calcio, perché naturalmente tutte le chiacchiere si possono fare. Quando si prende il giornale si vuole essere sempre informati puntualmente, quindi il primo ritrovo è questo. Esatto. Perché ai tabacchi sono stati aggiunti anche tanti servizi. Cambiano i tempi e quindi le esigenze della popolazione, quindi sono stati aggiunti dei servizi, le lotterie, quindi gratta e vinci, il lotto, è in continua evoluzione comunque come... Questo mi piace, è in continua evoluzione, nonostante comunque resti un punto di ritrovo per tutti i quintini. Sì, esatto. Grazie Marco. A voi. Il nostro viaggio continua. Adesso professore, dove mi porta? Allora, andiamo alla Ferramenta de Marchi, che per noi all'origine era la Ferramenta degli Ieto Beion. Signor Giuliano, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, Ferramenta Beion. Sì. Questo è il vero nome, vero? È il nostro soprannome di famiglia. Anche la Ferramenta Beion è stata insignita della targa da parte della Regione Veneto come locale storico. Che è partito quando? È partito nel 1958. I miei genitori sono partiti nel 1958 perché mio papà, che faceva un lavoro di trasferte eccetera, si era stancato di girare e si è fermato. Hanno preso l'attività di negozio di ferramenta e prima un'attività di autonoleggi. La ferramenta era gestita da mia madre e poi successivamente da me. Il punto di forza era e rimane il consiglio al cliente. Certamente, che questo non è un cliente, questo è un amico che arriva qua. Certamente, questo è quello che ci fa sopravvivere, perché noi dobbiamo essere così, altrimenti con le grandi distribuzioni non ci si potrebbe confrontare. È proprio il nostro punto di forza è quello, consigliare. Di forza, certo, è il consiglio e l'essere amico. Sapere che da qui voi non vi muovete, si rimane qui. Siamo qua. E quindi per qualsiasi cosa il cliente ha il suo punto di riferimento. Soprattutto per dare un servizio. Grazie, signor Giuliano. Grazie a lei. A presto e complimenti. Grazie, buon lavoro. E adesso dove mi porti? Adesso ti porto da un mio vecchio compagno di scuola delle elementari, che è Massimo Gomiero. Non so se troviamo lui, se troviamo suo figlio, no. Ma così anche lui è partito da lontano. Ciao Massimo. Buongiorno a tutti. Come va? Bene, non c'è male. Chi viene adesso? Adesso io questa attività l'ho piantata ancora 50 anni fa. No? Adesso ho due figli che stanno mandando avanti loro tutto il giorno. Andiamo a conoscere Michele Gomiero,
e soprattutto a capire come un'attività storica si trasforma negli anni. Buongiorno Michele. Buongiorno, ben arrivata. Grazie, un'attività che conta ben 50 anni. E come cambia nel tempo? Beh, diciamo che questa attività è il classico esempio sul territorio del cambio generazionale. Un'attività iniziata su un garage da mio padre e adesso con molto piacere io e mio fratello Moreno abbiamo preso in mano l'attività e la stiamo portando avanti nell'evoluzione, nei grandi cambiamenti che oggigiorno troviamo di anno in anno. I ricordi che tu hai? Beh, la cosa bella è che l'ambiente è sempre rimasto lo stesso, quindi io in questi ambienti correvo in bicicletta con i pantaloncini corti per poi cominciare a salire in furgone assieme a qualche dipendente di mio padre, andare a vedere i primi impianti senza capire effettivamente cosa stessi andando a vedere, per poi cominciare a prendere anche le prime decisioni, prima con mio padre, poi assieme a mio fratello e adesso sempre più dirigendo questa azienda. Grazie Michele. Grazie a voi. Di tante osterie che c'erano qui a Quinto di Treviso, questo è stato il primo caffè di questo paese e ci troviamo in via Vittorio Emanuele. Sì, questa è via Vittorio Emanuele, che nessuno conosceva per via Vittorio Emanuele, perché questa è Nogaret, è la vecchia nominazione, diciamo, del colmello. Vediamo, entriamo e vediamo com'è cambiato questo locale negli ultimi anni. Andiamo, professore. Una volta era un locale di lusso, sì è vero, ma anche adesso non si scherza e non è cambiato. Vero Valentino? Sì, è proprio così, il locale non è cambiato e rimane il locale che è sempre stato anche una volta. Da noi i nostri clienti del paese possono trovare diverse tipologie di prodotti, vini soprattutto del territorio, ad esempio i Dagnoletti, una produttrice della zona del Montello, e Colli Asolani, piuttosto che il suo Manzoni Bianco, sempre da utilizzare appunto come aperitivo. Quindi ecco, trovano dei vini del territorio da abbinare a piatti del territorio che noi proponiamo tutti i giorni, dal baccalà alla vicentina, al musetto col crème, adesso è il periodo, alla trippa, quindi a piatti tradizionali veneti. E questa Valentina è quello che si mangia nelle classiche sere d'inverno. Sì, allora qui abbiamo un'insalatina di piovra con delle patate lesse, pomodorini e olivetta giasche. Abbiamo dei ravioloni ripieni di capesante e gamberi saltati col burro chiarificato al rosmarino. Anche perché siamo nella zona qui del veneziano. Esattamente. Queste cose qua. Non possono mancare per il nostro aperitivo i nostri classici cicchetti veneziani, specialmente baccalà mantecato, tonno e radicchio, porchetta e peperoni, mortadella, senape e pistacchi oppure il vegetariano, e le mozzarelle in carrozza, acciuga, prosciutto, pizzaiola, i fiori di zucca, le polpette di carne e gli immancabili tramezzini e tutti i piatti da poter accompagnare sicuramente con un nostro calice di vino selezionato. Lasciamo Quinto di Treviso e le sue botteghe, tesoro di un valore sociale che mantiene vivi i rapporti con le persone. Grazie di aver viaggiato ancora una volta in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento la prossima settimana con la nuova puntata di Itinerari. Buona serata.